Buongiorno e buona Pasqua, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Lite in un pub finisce in tragedia. A Francofonte un 17enne viene accoltellato a morte in strada al culmine di un litigio iniziato nel locale. Fermato un giovane di 21 anni. Schianto fatale nella notte di Pasqua sulla A18, un van si ribalta tra Giarre e Fiumefreddo in direzione Messina. Il bilancio è di un morto e 12 feriti. Chiuso per ore il tratto autostradale. A Caltagirone ieri il lungo corteo di uomini per dire no alla violenza sulle donne, ma il fenomeno non sembra arrestarsi. Arrestato a Catania un 44enne che minacciava la ex con un coltello. A Palermo rischio stangata sulla tassa per la raccolta dei rifiuti. La Giunta La Galla ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento. Servono 7 milioni in più. L'aumento sembra inevitabile. Incentivi per chi differenzia nei centri di raccolta. Pasqua, Sicilia presa d'assalto dai turisti, boom di presenze nelle città alla scoperta delle bellezze artistiche e della buona cucina. Sulle tavole immancabili i dolci della tradizione e non solo. La Belle Époque a Catania, la mostra dedicata alla Barone Ventimiglia, un viaggio nella memoria tra immagini, racconti e passioni. Calcio in Serie B, domani Pasquetta in campo per il Palermo che al Barbera affronterà la Carrarese. In C, vittoria in trasferta per Messina e Trapani. Il Catania pensa a difendere il quinto posto in vista dei play-off. Decisiva l'ultima giornata di campionato. Bentrovati e buona domenica di Pasqua, una Pasqua però di sangue in Sicilia, lo avete sentito dai nostri titoli. A Francofonte, nel siracusano, una lite tra giovani iniziata in un pub e sfociata in un omicidio. Un 17enne è stato accoltellato in strada al termine di una violenta discussione che era iniziata appunto all'interno del locale. Fermato un giovane, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo proprio con Francofonte, dove c'è il nostro inviato Francesco Aloi. A te Francesco. Sì, Emanuela, è stata una Pasqua di sangue, dici bene, qui a Francofonte, alle nostre spalle, via Nastro Azzurro. Tutto è accaduto lì, poco dopo la mezzanotte. Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo, forse 22enne, forse in questo momento nella caserma locale dei Carabinieri, dopo una rissa forse per futili motivi. Noi intanto ci spostiamo, andiamo proprio nella strada che si trova nel centro di Francofonte, vicino a Piazza Dante. È una zona che la sera diventa luogo principale della movida locale qui nel comune che si trova tra Siracusa e Catania. Tutto appunto è accaduto fuori dai locali, non dentro. Questo ci tengono a precisare i gestori appunto dei locali della zona, dei pub, e al momento i carabinieri stanno vagliando anche le telecamere di videosorveglianza, telecamere che nella zona sono presenti, le abbiamo viste anche noi ancora adesso. Ci sono i militari, vedete, la zona è presidiata anche dai tanti curiosi, perché ci sono tantissime persone, tantissimi giovani che stanno venendo qui. Uno, perché è Pasqua, due purtroppo perché è accaduta questa tragedia. Per il momento, se non ci sono altre domande, da Francofonte è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesco, naturalmente torneremo su questo omicidio nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, ma purtroppo non è l'unico fatto di sangue, perché una donna è morta e ci sono anche 12 feriti. Questo è il bilancio di un incidente che è avvenuto nella notte nel tratto della A18 tra Giarre e Fiumefreddo, coinvolta una comitiva di marocchini che erano diretti in Calabria. Tonino De Mana. E di un morto, una donna e 12 feriti, tutti di nazionalità marocchina, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno a luna di notte tra Giarre e Fiumefreddo sulla 18 in direzione di Marcia Messina. Per cause in fase di accertamento, un minivan si è ribaltato schiantandosi sulle barriere laterali e rimanendo poi adagiato su un fianco. Si trattava di una comitiva che, partita dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, si stava dirigendo a Vibo Valentia in Calabria. A perdere la vita una donna di 70 anni, feriti, ma non in gravi condizioni, gli altri connazionali che sono
sono stati trasportati con diverse ambulanze del 118 nei vicini ospedali di Giarre, Acireale e Taormina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di riposto e gli agenti della Polstrada di Catania e della sottosezione di Giardini Naxos. A seguito dell'incidente, per consentire la rimozione del mezzo ed effettuare le indagini per accertare causa e dinamica, è stato necessario chiudere l'autostrada fino alle 8 del mattino nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, con uscita obbligatoria a Giarre. Un altro incidente mortale è avvenuto a Bagheria, nel Palermitano. Un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto ieri sera per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Filippo Buttitta. L'impatto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, ma la dinamica non è ancora chiara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con un'ambulanza del 118 al Civico, dove poi è deceduto. Lo scooter, dopo l'urto, è finito a diversi metri di distanza dal punto di impatto e il casco del motociclista è rotolato sotto l'auto. Si moltiplicano le manifestazioni contro i femminicidi. Ieri il lungo corteo di soli uomini, ricordiamo, a Caltagirone ha sfilato dietro un lenzuolo per dire no alla violenza sulle donne. Una violenza però che sembra non fermarsi. Infatti un 44enne di Catania è stato arrestato nella notte e minacciava la sua ex. Addosso gli hanno trovato un coltello con una lama lunga 10 centimetri. Orazio Longo. Lo hanno trovato sulle scale con addosso un coltello da cucina con una lama lunga 10 centimetri. Un catanese di 44 anni è stato bloccato dai poliziotti della squadra volanti nel quartiere di Nesima. Si era presentato a mezzanotte davanti alla casa della ex compagna con la pretesa di entrare, bussando insistentemente e rivolgendole insulti fino a prendere a calci la porta. La donna, in preda al panico, ha chiamato la polizia, che ha arrestato l'uomo. Il 44enne non si era rassegnato alla fine della relazione. La vittima ha raccontato di continue minacce, soprattutto dopo che l'ex aveva cominciato a fare uso di droga. Nonostante tutto, un mese fa la donna si era resa disponibile ad aiutarlo, avendo saputo che era finito a dormire in strada per problemi economici. Lo ha ospitato temporaneamente in casa, ma l'uomo ha ripreso a manifestare aggressività, compiendo pure piccoli furti nell'abitazione, ed è quindi stato allontanato nuovamente. L'ennesimo atto di violenza contro le donne a nemmeno 24 ore dal corteo dal titolo "Non ci sono scuse", che ha visto a Caltagirone un folto gruppo di uomini manifestare dietro a un lenzuolo bianco contro i femminicidi, per poi incontrarsi in un abbraccio ideale con un altro corteo di sole donne sul ponte di San Francesco. Non c'è una guerra tra generi, c'è invece un percorso comune che noi dobbiamo rifare, è una riattivazione delle coscienze collettive, che significa che ogni soggetto della società civile deve prendersi e farsi carico di quello che sta accadendo. Cambiamo argomento, rischio stangata sulla Tari, la tassa per la raccolta dei rifiuti per i palermitani. La Giunta La Galla infatti ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento dei rifiuti e servono 7 milioni in più. L'aumento quindi sembra inevitabile. Manlio Viola. Slitta il pagamento della Tari a Palermo, l'acconto che solitamente deve essere saldato ad aprile non è stato ancora richiesto ai palermitani, ma non è una buona notizia. La Giunta La Galla infatti ha trasmesso al Consiglio Comunale la delibera economica con i conti che riguardano le spese per i rifiuti. Quest'anno serviranno 7 milioni di euro in più in totale. Il costo passa da 129 a 136 milioni, nonostante una parte dei precedenti aumenti sia stata coperta con 5 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Inevitabile dunque l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. In media ogni famiglia si troverà a pagare 20 euro in più quest'anno, con una prospettiva di ulteriore aumento nel 2026. Naturalmente gli aumenti saranno proporzionati al numero di componenti della famiglia e alle dimensioni dell'abitazione. Si va dalle circa 10 euro di aumento per una coppia che abita in 60 metri quadrati fino a 30-35 per una famiglia di 5 o più persone che vive in una villa di 200 metri. Una famiglia di 4 persone in una casa da 120 metri in media pagherà appunto 20 euro in più. Il documento però, per diventare operativo, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e solo dopo partiranno gli avvisi con la richiesta del pagamento della prima rata, probabilmente questa volta a maggio, se non addirittura a giugno, quando la Tari potrebbe però sovrapporsi all'IMU. E adesso parliamo invece del ponte sullo Stretto, che è stato definito un'opera strategica anche per il passaggio delle truppe NATO. Lo ha scritto il governo nel documento che poi rende quest'opera irrinunciabile e le opposizioni si scatenano. Sentiamo.
Il ponte sullo Stretto è un'opera strategica, non solo per Sicilia e Calabria, non solo per l'Italia, non solo per il corridoio da sud a nord Europa, ma adesso anche per gli alleati NATO. Il governo lo ha messo nero su bianco in un documento inviato a Bruxelles. Sul ponte devono passare le truppe alleate. Una forzatura senza precedenti e il coro unanime delle opposizioni, secondo le quali ormai il governo non sa più cosa deve inventarsi. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte attacca il documento che rende imperativa la costruzione dell'infrastruttura, mentre fa rientrare il ponte sullo Stretto nel macro contenitore del piano di riarmo UE è solo l'ultima trovata di un governo che non riesce ad arrendersi ad un'evidenza ormai chiara a tutti gli italiani: il dossier non sta in piedi, secondo la presidente della commissione di vigilanza RAI, la senatrice Barbara Floridia dei 5 Stelle messinese. Salvini non vuole il riarmo, ma vuole il ponte per far passare le truppe, ride ma non troppo il deputato pentastellato Agostino Santillo. Per il Verde Bonelli l'unica cosa che otterrà questa strategia è quella di aggravare i vincoli europei e le condizioni economiche italiane, mentre per il PD il ponte sullo Stretto è certamente un'arma, ma solo per la distrazione di massa dai veri problemi italiani e dal nulla di fatto del governo Meloni-Salvini. E adesso apriamo la nostra ampia pagina dedicata naturalmente a questa domenica di Pasqua, e lo facciamo con gli auguri dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che esorta tutti ad impegnarsi affinché non muoia la speranza per un mondo e una vita migliori. Lo sentiamo. Auguri di Santa Pasqua a tutti. È una Pasqua speciale, quella dell'anno giubilare. Per questo il mio messaggio a tutta l'Arcidiocesi, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che anche non si riconoscono nel cristianesimo ma hanno stima nei suoi confronti, io lancio questo messaggio che scaturisce proprio dalla Pasqua. Dalle ferite del risorto, fiotti di speranza, come dei fiotti di luce, perché quelle piaghe che abbiamo visto create dall'uomo il Venerdì Santo e che sono le piaghe che trafiggono ancora le membra di tante persone nelle guerre, nelle situazioni di ingiustizia, nelle situazioni di emarginazione, hanno un vincitore che è il Cristo risorto. È colui che ci dà speranza e ci invita ad impegnarci. Perché la speranza non può non avere come conseguenza l'impegno per ciò che speriamo. Non dobbiamo aspettare tutto dall'alto. È come il duplice comandamento dell'amore: ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso. Spera e quindi costruisci la speranza. Le parole che Gesù ha detto a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, si possono tradurre: beati quelli che pur non avendo visto spereranno, e la loro speranza si veda nei fatti. Che possiamo essere i testimoni nel piccolo di questa grande novità di vita, non solo a Pasqua, ma per ogni giorno, perché, ripeto, da quelle piaghe del risorto scaturiscono fiotti di speranza capaci di inondare il mondo. Auguri a tutti. Una Pasqua caratterizzata da una bella giornata di sole, ma anche da tantissime presenze di turisti nelle città siciliane. Noi ci colleghiamo subito con Taormina, dove c'è per noi Francesco Triolo che ci fa il punto della situazione. A te, Francesco. Sì, buongiorno Manuela, buongiorno da Taormina, pieno corso Umberto, dove c'è veramente tantissima gente, tanti turisti ma anche tanti italiani. Si vede la differenza tra italiani e turisti, ti dico già nell'abbigliamento, un abbigliamento prettamente estivo per i turisti stranieri, e qui hanno trovato un caldosole quasi prima estate, mentre gli italiani ancora magari il cambio di stagione lo devono fare. Comunque è una Taormina piena al 95%, ci hanno detto gli operatori di settore, grazie anche al ponte lunghissimo che si preannuncia non solo per quello di Pasqua ma anche per quello del 25 aprile e del 1° maggio, quindi tanta gente che sta affollando le vie di Taormina, a parcheggi praticamente introvabili, e questo è il segnale di come la Perla dello Ionio si prepara anche alla stagione estiva in questo 2025, cercando di ripetere il boom del scorso anno. Per adesso è tutto da Taormina, ti restituisco la linea. Grazie Francesco, e da Taormina ci spostiamo a Catania, anche qui invasione di turisti, non solo in centro ma anche nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti. C'era per noi Tonino De Mana.
California, beautiful. Catania is beautiful. Baciata dal sole e invasa di turisti, in prevalenza stranieri. Catania fa il pieno di presenze e consensi e scopre di essere sempre più attrattiva. Cartine geografiche, smartphone a portata di mano per immortalare le bellezze storiche ed artistiche. Piazza Duomo e Via Etnea, le mete più gettonate. Guide turistiche impegnate di buon mattino a raccontare ogni angolo del centro storico. Si va a fare un giro nel centro e a cercare un posto ideale per farsi un pranzo con i meglio prodotti siciliani, siamo qua anche per quello. Al tempo ci ha accolto benissimo, con un bellissimo sole, una temperatura spettacolare. Ne approfittiamo anche per vedere un po' di storia, un po' di curiosità di Catania che sinceramente anch'io non conoscevo. E che dire del fascino dell'anfiteatro romano? Assolutamente, è bellissimo, è uno spettacolo, davvero. Catania è meravigliosa da visitare e da consigliare soprattutto. Chi viene a Catania sa già di tornare a casa con qualche chilo di troppo. Lo so che poi si ingrassa. Da dove venite? Mallorca, Spagna. Con quanti chili si lascia Catania? 5. Nota stonata i soliti disagi nei trasporti, come denuncia questa turista veneta. Nel pomeriggio ci siamo spostati da qui, siamo andati a Siracusa e abbiamo usato il mezzo pubblico, il treno in particolare. E in un'ora di treno dopo abbiamo aggiunto 41 minuti di ritardo perché per non precisati i guasti tecnici siamo rimasti fermi lì. Ma il bello oggi prevale su tutto. Basti osservare l'incantevole scenario che offre il borgo marinaro di San Giovanni Licuti, preso d'assalto dagli amanti della tintarella. Lo abbiamo già anticipato in questo servizio perché insomma Pasqua è anche buona cucina e allora vediamo quali sono tutti i dolci portati a tavola dai siciliani. Desiree Ferlito. Dalla pastiera napoletana alla colomba, quali e quanti sono i dolci di Pasqua che non possono mancare sulle tavole dei siciliani? I laboratori di pasticceria in piena operatività traboccano di dolcezze. Torte particolari che si usa maggiormente per Pasqua, che sono le pastiere. Tipiche della tradizione napoletana? Ce l'abbiamo rubate. Gettonatissima nel periodo pasquale anche la tradizionalissima cassata siciliana. Quante se ne vendono in più per Pasqua? Molto di più, almeno 60-70% in più. Non possiamo poi certamente non citare proprio l'uovo di cioccolato, protagonista indiscusso delle feste pasquali, amato da grandi e bimbi, realizzato in 1000 varianti, nocciolato, caramellato, mandorlato e decorato. Tra poco farò un coniglietto e verrà applicato proprio sull'uovo in cioccolato. E questo è il risultato quasi finito, giusto? Sì, questo è il risultato dell'uovo decorato per bimbi. E poi la regina dei dolci pasquali, soffice, delicata, emblema di questa festività, ottima sia in versione classica sia farcita di 1000 prelibatezze. Addirittura esiste anche la versione ripiena al gelato. Con impasto al cioccolato, con pezzettone di cioccolato e delle piccole candite che fanno parte sempre della plasticità del cioccolato che si incontra. La colomba di Pasqua, lei come la preferisce? Io cioccolato. Con il pistacchio, quella più buona secondo me. La mia preferita è sempre pera e cioccolato. L'originale, la tradizionale. Tra i 1000 gusti pare esserci una preferita per eccellenza. La più richiesta in assoluto? Il pistacchio. Parliamo di Belle Époque a Catania, la mostra dedicata al barone Ventimiglia che rappresenta un viaggio nella memoria tra immagini, racconti e passioni. Arte, storia, identità, la società storica catanese. La mostra dedicata al barone Ventimiglia rappresenta un viaggio nella memoria tra immagini, racconti e passioni che hanno segnato la storia locale e nazionale. La grandiosa Catania, quella della Belle Époque, fiorita con una grande industria cinematografica. In realtà era fiorita con una grande industria col petrolio siciliano che era lo zolfo, però poi riconvertita questa grande industria dello zolfo in una grandissima industria cinematografica. E in una di queste case cinematografiche chiaramente cresce la figura del barone Ventimiglia, che sarà talmente importante da diventare 10 anni più grande di un giovane Alfred Hitchcock, una figura che affiancherà Alfred Hitchcock e diventerà addirittura il direttore della fotografia dei primi suoi 3 film. Una figura di spicco della Catania storica, il barone Ventimiglia, oltre alla carriera cinematografica, figura come primo fondatore della società sportiva Calcio Catania. Il nonno è partito da Catania
prima per andare a studiare all'Accademia di Belle Arti a Roma, è tornato nel 1908 quando c'è stato il terremoto e nel 1909, finita questa, per festeggiare il ritorno alla normalità dopo la tragedia del terremoto, ha fondato insieme a degli amici la squadra di calcio del Catania. Alla Società Storica Catanese il passato, l'arte storica vive di contaminazioni, incontrando la contemporaneità di un artista internazionale. Minia Mikic, a 39 anni, ha già in attivo mostre a New York, in Europa e in giro per l'Italia. Un posto stupendo, pieno di storia, di cultura, e la mia opera, sono molto orgogliosa e felice di far parte di questa famiglia qua, diciamo, catanese. E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio, vigilia di match per il Palermo che giocherà nel giorno di Pasquetta. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, vigilia di match per il Palermo che nel giorno di Pasquetta affronterà al Barbera la Carrarese. Segre e Ceccaroni torneranno tra i titolari, Dionisi in conferenza dice dobbiamo rispettare gli avversari, ma non sarà facile. Marco Gullà. Il messaggio di Alessio Dionisi in sala stampa è stato chiaro, eloquente. Possiamo ancora dire la nostra, ma dobbiamo crederci. Domani, nel giorno di Pasquetta, il Palermo affronterà al Barbera la Carrarese. Sfida dura, ostica, ma comunque alla portata della squadra rosanero. Occorrono 3 punti ai siciliani per blindare la zona playoff e rimettersi in marcia dopo la sconfitta di Bari. E c'è anche da sfatare il tabù Pasquetta. Negli ultimi anni il Palermo nel match del giorno dopo Pasqua ha quasi sempre fatto male, non vincendo. Lunedì vogliamo fare bottino pieno, sapendo che la partita non è scontata, e questo vorrei che lo capissero tutti, o perlomeno che lo capissimo noi, perché la partita in B scontate non ce ne sono, e come parlando delle neopromosse già si spiega, le neopromosse spesso lottano per andare in Serie A, la Carrarese sta facendo molto bene, la Carrarese è 11ª in classifica, quindi dobbiamo rispettare la Carrarese, perché non è arriva dalla C e la Carrarese è una squadra che ci ha battuto l'andata, una squadra che ha fatto 38 punti, che molto probabilmente ha cambiato il proprio obiettivo stagione in corso. Ceccaroni torna in difesa, Segre rientra dalla squalifica e dovrebbe essere preferito a Verre sulla tre quarti. Brunori gioca sul centro-sinistra, l'unica punta è l'intoccabile Poyampalo, 9 gol in altrettante partite. Il Palermo si aggrappa al suo bomber. Domani fischio d'inizio alle 15. E adesso la C si preannunciano 90 minuti infuocati nell'ultimo turno di campionato incastri che interessano tutte le siciliane dai play-off alla lotta salvezza. Sentiamo. 90 minuti per allungare la stagione. Le vittorie in trasferta conquistate nel penultimo turno di campionato da Trapani e Messina mettono Granata e giallorossi ancora nelle condizioni di giocarsi i rispettivi obiettivi all'ultima giornata della regular season. Il successo a Benevento grazie alla rete in apertura di Carraro consente alla squadra allenata da Totò Aronica di mettere nel mirino il Giuliano per l'ultimo posto utile nei playoff. I campani sconfitti a Monopoli sono infatti a 2 punti di distanza, ma soprattutto dovranno affrontare in casa proprio il Benevento ferito e che deve vincere per cercare di conquistare il 5° posto. Quindi una gara non del tutto scontata, come non è facile la partita del Trapani in casa contro la Casertana in piena lotta salvezza, così come non lo è quella del Messina. La doppietta di Luciani a Foggia ha permesso ai biancoscudati di mantenere invariato il distacco di 7 punti dalla Casertana e mettere nei guai gli stessi pugliesi ad est ad 1 punto dai campani. Al Franco Scoglio arriverà la Juventus Next Gen che grazie al successo sulla Cavese è certa dei playoff. Il Messina deve vincere per essere certo di giocarsi la salvezza ai playout e guardare poi alle gare tra Trapani e Casertana e anche tra Picerno e Foggia. In caso di vittoria del Picerno e della Casertana infatti il playout non sarebbe tra Messina e Casertana ma tra Messina e Foggia. In tutto questo il Catania deve difendere il 5° posto, per farlo deve vincere nello scontro diretto di Potenza, formazione ad 1 punto dai rossazzurri. Un pareggio potrebbe non bastare se il Benevento dovesse vincere a Giuliano. Insomma, si preannunciano 90 minuti di incastri che infiammeranno il girone C.
E con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il TG Sicilia, che vi ricordo ritorna più tardi alle 20 con la prossima edizione. Intanto io vi ringrazio e auguro a nome mio e a nome di tutta la redazione a tutti voi una buona Pasqua.